Buonasera e bentrovati in Fatti Nostri, una brevissima anticipazione della puntata di questa sera che per quanto riguarda l'approfondimento dell'attualità vista da nord-est si soffermerà in maniera particolare sul federalismo demaniale, perché questo provvedimento, che è stato il primo decreto attuativo della legge delega sul federalismo fiscale, che è stato approvato, a cui è stato dato il via proprio ieri dal Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale. Primo passo dunque verso un federalismo reale di cui tanto si parla. Cercheremo di capire insieme a due ospiti in studio di che cosa si tratta. Ma la puntata di Fatti Nostri di questa sera si occuperà anche di altri fatti nostri. Andremo a Venezia, tra i precari della scuola, e poi a Rovigo per capire che cosa significa vivere in Veneto da immigrati, che cosa significa anche il concetto di integrazione e di aiuto a questo mondo di persone che arrivano da altri mondi a casa nostra. E poi andremo a Chiampo per chiederci se sia davvero arrivata la fine dell'Eldorado della Concia. Infine a Treviso andremo a raccontare una festa di famiglie, saremo in festa insieme alle famiglie per un evento che ha visto insieme una comunità civile e una comunità religiosa per riportare al centro dell'attenzione di tutti il tema della famiglia. Tutto questo tra poco, dopo questa brevissima pausa pubblicitaria. Restate con noi. Bene, allora cominciamo subito con il tema di apertura di questa puntata del nostro rotocalco di approfondimento settimanale. Mercoledì scorso, come ricordavo nella presentazione, la bicamerale ha dato il via libera all'attuazione del federalismo e ieri il Consiglio dei Ministri ha varato il primo decreto attuativo della legge delega sul federalismo fiscale, quello che trasferisce cioè alle autonomie locali parte del demanio pubblico. Tanti termini tecnici che comunque ci dicono che nei prossimi giorni si comincerà ad attuare questo provvedimento. È stato battezzato, lo ricordo, federalismo demaniale. Che cos'è? Si saranno chiesti in molti e ce lo chiediamo anche noi questa sera, cercando di dare delle risposte il più chiare possibile con i nostri ospiti di questa sera, che vi presento subito. Allora, sono Giorgio Dal Negro, presidente dell'ANCI Veneto, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che oltretutto è un sindaco e quindi direttamente interessato da provvedimenti di questo tipo. E poi Carlo Buratti, che è docente di Scienza delle Finanze all'Università di Padova, esperto tra l'altro di finanza locale e federalismo, e ricordo è stato anche per un anno consulente del ministro Calderoli per l'attuazione del federalismo fiscale. Esatto. Dunque, due persone che ci possono dire moltissimo in merito e ci aiuteranno appunto a capire meglio che cosa sta accadendo, quali saranno i risvolti di questo provvedimento, ma anche le perplessità e le tappe successive di questo processo federalista di cui tanto si parla e che sta cominciando sorprendentemente, direi, piuttosto in sordina, perlomeno in questa sua fase attuativa che era attesa da tanto tempo. Prima di tutto vediamo una scheda che ci aiuta a capire quali sono le linee, diciamo, di questo provvedimento che è stato pubblicato proprio oggi nella Gazzetta Ufficiale. Vediamo. Corsi d'acqua e laghi, palazzi, spiagge, terreni e miniere, per dirlo in linguaggio burocratico, il demanio dello Stato. Proprio da qui parte la grande riforma federalista voluta dalla Lega Nord di Umberto Bossi. Dal 21 maggio infatti si passa all'atto pratico con il federalismo demaniale. Parti di patrimonio immobiliare dello Stato verranno trasferite agli enti locali, cioè regioni, province, comuni e le future città metropolitane.
Stando al direttore del demanio Roberto Prato, si tratta di circa 5 miliardi di euro, ma secondo il ministro Roberto Calderoli la quantità di beni trasferibili al territorio è maggiore. A tagliare la testa al toro sarà forse la Corte dei Conti, che ha stimato come immediatamente trasferibili beni per circa 3 miliardi e 200 milioni di euro. Stoccaggio del gas, concessioni idroelettriche e piattaforme petrolifere rimarrebbero di competenza dello Stato. Le acque dei laghi, invece, se ci fosse un accordo, andrebbero alle regioni. Gli enti territoriali hanno già avanzato delle richieste. Le regioni auspicano di essere le protagoniste dell'amministrazione del patrimonio statale in arrivo, ma la stessa spinta arriva anche dai comuni che forse cercano di colmare il taglio dell'ICI, una delle poche forme di autonomia di cui godevano già da prima del federalismo proposto dalla Lega. Rimane aperta la questione della grande diversità territoriale che ben descrive la realtà italiana. La Liguria, per esempio, supera di 5 volte i beni posseduti dalle Marche. Gli enti pubblici però non saranno soli. Anche i soggetti privati, infatti, potranno partecipare ai fondi costituiti dagli enti territoriali per acquisire i beni demaniali. E alla luce dei recenti scandali su appaltatori e costruttori, qualcuno già pensa al pericolo di svendere i beni dello Stato alimentando speculazioni edilizie. Tra le altre modifiche della Commissione per il federalismo, i ricavi degli eventuali trasferimenti. Regioni ed enti tratterranno il 75% e non più l'85% da usare per colmare i debiti. Il restante 25% andrà allo Stato, che lo userà per pagare gli interessi su BOT e CCT. Da definire poi in tempi certi i beni militari che verranno trasferiti. I tempi per realizzare il federalismo demaniale invitano ad aumentare i giri. Entro il 21 agosto, cioè entro 3 mesi dall'approvazione della legge, le amministrazioni pubbliche dovranno far sapere cosa e perché vorranno tenere. Entro il 21 dicembre, stesso compito per regioni ed enti locali. Per completare l'opera del federalismo fiscale, però, bisogna aspettare ancora un anno per l'attuazione e altri 5 di regime transitorio. Dulcis in fundo, questa volta è il caso di dirlo, i cittadini potranno essere consultati da regioni ed altri enti sulla sorte dei beni demaniali che riceveranno. Sui siti internet delle varie amministrazioni dovranno comparire per legge le liste complete dei beni. Bene, ecco, queste un po' le linee principali di un provvedimento che è certamente complesso e che va completato con quelli che sono poi i decreti attuativi, ecco, tanti termini tecnici che però è necessario ricordare perché da domani non cambiano immediatamente le cose, ricordiamolo. Allora, io comincerei subito con il presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani del Veneto, Giorgio Dal Negro, che è sindaco e che cosa ne pensa? Oggi si sente sindaco di Negrar nel Veronese, oggi il suo comune è più ricco di prima? No, il mio comune per pura fatalità non ha neanche un bene demaniale, per cui tale era prima e tale è oggi, però come presidenza dell'ANCI abbiamo portato avanti questa impostazione in senso generale del termine, perché il Veneto è ricchissimo di patrimonio demaniale. Credo che abbiamo sfondato la prima porta, poi siamo, come ha detto lei un attimo fa, come dire, alla fase iniziale della legge, i decreti attuativi, cioè tutti quei decreti che poi metteranno in pratica questo tipo di trasferimento sono lunghi a venire. La signora che prima commentava l'impostazione legislativa parlava già di 5-6 anni, quindi una roba molto lunga. Credo che questo processo vada sveltito di molto se vogliamo in effetti rendere attuativo ciò che oggi è ancora in linea di pensiero nonostante la legge. Certo, e ora il parere del tecnico, professor Buratti, se ci può aiutare. Lei che è stato anche consulente appunto del Ministero, se ci può aiutare a capire anche un po' la genesi di questa legge 42 e perché si è cominciato proprio col federalismo demaniale dal suo punto di vista. Beh, dunque, la genesi della legge 42 è conosciuta benissimo, penso, dagli stessi cittadini del Veneto, perché è stata voluta fortemente dai cittadini e dagli amministratori delle regioni più ricche, quindi Veneto, Lombardia, in modo più pacato anche da altre regioni del nord, perché si voleva una distribuzione delle risorse diversa rispetto a quello che c'era in precedenza, che ha privilegiato il Mezzogiorno per tanti anni senza risultati concreti. Quindi dopo qualche tentativo di avere una legge molto favorevole alle regioni settentrionali, ricordiamo che c'è condizioni di legge della Lombardia,
fatto proprio per questa finalità. Si è arrivati ad una legge di compromesso che in realtà salvaguardia molto gli interessi delle regioni deboli, quindi è un federalismo molto solidale che garantisce i livelli essenziali delle prestazioni in tutte le regioni, quindi per sanità, istruzione e assistenza sociale, i livelli essenziali delle prestazioni, che non sono i livelli minimi, ma livelli diciamo decenti di servizio, sono garantiti in tutte le regioni, indipendentemente dal reddito e dalle risorse disponibili sul territorio. Per quanto riguarda comuni e province, le funzioni fondamentali sono ugualmente garantite su tutto il territorio. Quindi io credo che da questo punto di vista il Mezzogiorno e altre aree meno sviluppate del Paese non devono preoccuparsi più di tanto. Certo, non vengono finanziati gli sprechi, le inefficienze non vengono finanziate, perché i meccanismi di finanziamento legati ai costi standard, legati al fabbisogno di spesa standardizzati, sono meccanismi tali per cui viene finanziato un livello di spesa giustificato da un livello medio di efficienza, cioè si finanziano quei livelli di prestazioni e quelle funzioni fondamentali prodotte in condizioni di relativa efficienza sul territorio. Certo, ecco, lei, io chiedevo appunto perché dal suo punto di vista si è partiti col federalismo demaniale. La collega giornalista che ci ha fornito alcune cifre già metteva in evidenza la forte differenza che c'è tra le regioni. D'altra parte abbiamo sentito anche il presidente dell'ANCI, Sì. la Liguria 5 volte, il Certo. giornalista citava le Marche, credo fosse in realtà il Molise, ma 5 volte le risorse che può avere Certo. un'altra regione. Il Veneto da questo punto di vista è abbastanza fortunato, direi, perché ha spiagge, ha laghi, ha fiumi, eccetera, quindi ecco, ma perché si è partiti? Si è partiti col piede sbagliato? Beh, questo non lo saprei dire, però la genesi di questa misura è questa. Cioè, nel corso della discussione parlamentare la sinistra spingeva molto per un'accelerazione dei tempi, voleva vedere i dati subito, ha preteso che almeno un decreto fosse approvato entro un anno dall'approvazione della legge e veniva indicato un decreto sulla contabilità che doveva essere resa assolutamente omogenea per comuni, province e regioni. Oggi i diversi enti, soprattutto le regioni, hanno diciamo, contabilità diverse, schemi di bilancio diversi, perché la materia contabile è una materia di competenza concorrente, quindi ogni regione si è fatto delle regole diciamo sue che rende impossibile confrontare, aggregare diversi bilanci o quantomeno diventa possibile con molte complicazioni. Poi diciamo, quel decreto non è stato emanato perché contemporaneamente è andata avanti una legge che è la 196 di riforma generale della contabilità e del bilancio delle pubbliche amministrazioni, che conteneva norme anche riguardo regioni, province e comuni. Queste norme poi sono state scorporate al 196, o meglio, nella 196 è stata messa una norma che va a modificare gli articoli che nella 142 si occupavano della stessa materia. Nella 42 del 2009 si occupavano della stessa materia. Quindi si è dovuto fare un po' marcia indietro su questo primo decreto e cambiare l'obiettivo. Certo. Non era possibile andare sui costi stand perché era troppo complicata la materia e quindi è stato diciamo, necessario, giocoforze, si è andati a cadere sul federalismo demaniale, che è una specie di appendice del federalismo fiscale, no? Certo. Ecco, si poteva fare il federalismo fiscale anche sì. senza il federalismo demaniale. Certo, ecco, Presidente Dal Negro, diciamo, soddisfatti comunque di questa che potrebbe sembrare un po' una caramella intanto accontentiamoci di questo per poi arrivare a quello che effettivamente è il federalismo più atteso, che è il federalismo fiscale. Avevamo avuto questa intuizione, difatti noi nelle richieste l'abbiamo messa al primo posto, perché era l'unico tenibile immediatamente, che doveva essere, come dire, il punto di riferimento, il messaggio forte, come dire, alla nazione, le regioni del nord, è inutile che discutiamo, soprattutto a Veneto, Lombardia e Piemonte, insomma, che insistono fortemente su queste argomentazioni e mi pare che
anche dalle osservazioni del professore ne abbiamo ben d'onda, insomma queste sono le realtà, versiamo contribuzioni enormi rispetto alle produzioni di ricchezza che facciamo in questo Paese, quindi siamo non solo sussidiari, siamo solidali, poi siamo sussidiari nella solidarietà, quindi sostanzialmente non voglio essere brutale in questo senso, ma ci mettiamo molto insomma, in questo Paese, queste tre regioni hanno versamenti sostanziali. E abbiamo detto come dire, che il segnale dovrebbe essere forte. Devo dirla francamente, non è molto forte, perché il segnale forte era soprattutto riferito a mani libere ai sindaci e quindi i beni demaniali intanto dovevano scendere fino al comune. È chiaro che un lago non può essere comunale, no? Certo. È difficile che ci sia un sì, lago. Perché ovviamente ci sono tanti comuni che insistono. Beh, già se pensiamo al lago di Garda, addirittura certo, diviso tra due regioni. Non c'è ombra di dubbio. Come è chiaro che neanche un fiume può essere, però tutto il settore immobiliare è fortemente comunale, insomma, e spessissimo non c'entra niente neanche la provincia, per cui lì si deve con i decreti attuativi arrivare fino in fondo. Perché questo tipo di ragionamento? Perché insomma di necessità virtù bisogna anche capire che alcuni beni demaniali sono storici, insomma, no? Derivano nella mia città, come dire, da era romana, altri ad un certo punto sono del 1940-1950. Allora, per poter rendere splendenti, che ne so, l'Arena di Verona, parlo della mia città, devo poter vendere la caserma Martini che è del 1954, quindi un bene, fra virgolette, tendenzialmente banale, che non ha niente di storico e via discorrendo. E devo come sindaco poter cambiare immediatamente la destinazione d'uso, ne farò un albergo, ne farò degli appartamenti, ne farò quello che la città, concordo con la città, perché poi io sono l'unico soggetto che lì posso essere spazzato via dalla sera alla mattina, voglio dire, quindi assumo le mie responsabilità. Se si ha il coraggio in questa nazione di andare avanti con questo senso, io la descrivo in modo molto banale, molto spartano, perché ci comprendano tutti. I sindaci devono avere le mani libere. Se i sindaci hanno le mani libere vuol dire che questi beni demaniali storicamente fermi, senza manutenzioni, spessissimo degradati, quasi sostanzialmente tutti degradati, sui quali le amministrazioni comunque, magari con contributi dello Stato, magari con contributi della Regione, sono riusciti in qualche modo a tenerli in piedi. Se noi liberiamo le mani ai sindaci, noi potremmo vedere realizzate delle cose splendenti, che vuol dire poi turismo. Certo. Perché alla fine sul demanio ci giochiamo il nostro turismo. Ecco, quindi diciamo, se vogliamo anche sintetizzare anche dal punto di vista politico questo primo decreto, ecco, questa prima parte di attuazione della legge, potremmo dire che questo è un grande banco di prova per la fantasia di sindaci, presidenti di provincia e presidenti di regione. Quindi diciamo che è una sfida, certo che sì. una sfida alle amministrazioni, ecco, di certo che sì. riuscire con tanta creatività a riuscire a far rendere poi questi beni. Sotto questo profilo si vedrà anche, come dire, non solo la dimensione culturale, ma anche imprenditoriale del sindaco. Certo, Perché ecco, ma da questo gioca punto di molto. vista, professore, secondo lei ci sono elementi concreti che fanno sperare che effettivamente questi beni demaniali possano davvero fruttare? Perché uno dei problemi, per esempio, è i costi comunque di gestione, ecco, che ancora non si capisce bene a carico di chi saranno o come certo. i singoli, diciamo, destinatari oggi riusciranno a trovare le risorse per poter sopperire anche a questo. Certo, la valorizzazione di questi beni dipende evidentemente dal lasciare in mano libera i comuni anche su questo fronte, cioè i comuni devono poter spendere per fare queste valorizzazioni, perché altrimenti il trasferimento sarebbe del tutto inutile. E il patto di stabilità purtroppo lega le mani ai comuni in un modo drammatico, quindi è da vedere poi cosa riusciranno effettivamente i comuni a realizzare su queste opere. Poi qui vorrei sottolineare un aspetto rilevante che è stato citato, ovvero la distribuzione di questi beni è molto difforme sul territorio, però anche la capacità di fare fruttare questi beni presumibilmente sarà molto difforme sul territorio, perché sono noti casi in cui appartamenti comunali sono affittati a cifre irrisorie. Ora, perché mai i beni dello Stato un comune dovrebbe farli fruttare molto di più di quanto fa fruttare i suoi stessi beni?
Quindi io da questo punto di vista ho qualche nota insomma, esprimo qualche nota di cautela, vedremo come si svilupperà questa vicenda, certamente ha dei motivi sacrosanti e quindi è un'esperienza che va fatta, ma poi l'esito finale su tutto il territorio nazionale è da verificare. Ecco. Certo. E allora noi abbiamo provato ad andare a sentire anche la gente che cosa ne pensa, che cosa ne sa del federalismo, e qui allarghiamo un attimino il discorso, anche perché indubbiamente, e qui la ragione anche per cui ci occupiamo questa sera di questa parte diciamo della legge 42, appunto, che riguarda il federalismo demaniale, proprio per cercare di spiegarlo e di spiegare questa prima fase come abbiamo fatto qui. Noi ci ha incuriosito anche capire che cosa la gente pensa per le strade, nelle piazze di federalismo, e Francesca Iuculano è scesa in una piazza particolarmente significativa, terra leghista per eccellenza, è la piazza Trevigiana, dove ci trasferiamo per qualche minuto con questo contributo. Sentiamo. Si sta parlando tanto di federalismo fiscale in questi giorni. Lei sa che cos'è? Sì, però non so mi chiedere. Potrebbe essere una soluzione ai problemi dell'Italia? Non penso, poi non so. Cos'è il federalismo fiscale? Non lo so, però io so una cosa, che i soldi nostri, veneti perlomeno, non del Treviso perché non è il caso di Treviso, del Veneto, devono rimanere assolutamente qua da noi. Che cos'è il federalismo fiscale? Lei lo sa? Certo, praticamente è uno spostamento delle risorse pubbliche dello Stato in sede locale, quindi o regioni, province o comuni. Secondo lei potrebbe essere una soluzione ai nostri problemi? Ma io penso di sì, perché in effetti ci sarebbe più responsabilità in sede locale per l'amministrazione dei beni e delle risorse. Poi dopo sul discorso della ripartizione a livello nazionale non lo so, perché bisogna vedere che tipo d'accordo faranno. Però il federalismo prevede anche un controllo di quella somma che verrà destinata, diciamo, a Roma, che dopo darà alle regioni più povere. Che ci sia un controllo effettivo, perché adesso i soldi andavano e sappiamo tutti come andava a finire. Non ritengo che sia esattamente una soluzione, perché credo che serva comunque ancora una direzione accentrata di alcune problematiche. Secondo me accentuerebbe il divario tra nord e sud, non dando un valore in più al paese, insomma. Il federalismo fiscale sarà un federalismo di anche... sì, il termine adesso mi sfugge, un federalismo che possa pensare anche alle regioni più povere mi va bene, se no vuol dire che è un egoismo puro delle regioni ricche. Ecco. Quindi lei non sarebbe proprio del tutto d'accordo con questo federalismo? Sarei d'accordo perché sia un federalismo solidale e non egoistico. Ecco, professore, cosa c'è di giusto, cosa c'è di sbagliato? Vogliamo cercare di dare una definizione che sia il più corretta possibile? Beh, federalismo fiscale è un'espressione molto generica perché si applica ai rapporti finanziari intergovernativi, cioè quando c'è decentramento di entrate e di spese c'è federalismo fiscale, quindi noi ce l'avevamo già prima della legge 42, se vogliamo essere rigorosi. Però recentemente l'espressione federalismo fiscale ha voluto significare un rafforzamento dell'autonomia delle regioni e degli enti locali e un rafforzamento della responsabilità di queste amministrazioni. Quindi una riduzione dei trasferimenti statali che spariscono a parte i trasferimenti perequativi della capacità fiscale e a parte dei trasferimenti specifici ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione che possono essere dati a singoli enti, comuni, province o regioni che si trovino in particolari condizioni. Quindi trasferimenti che vanno ben motivati e diretti a specifici enti, non a larghe aree del Paese. Dunque se noi riduciamo al minimo i trasferimenti è chiaro che le amministrazioni sono responsabilizzate nelle spese, riceveranno dei fondi che sono attraverso le imposte e i fondi perequativi, dei fondi che sono sufficienti per coprire le spese necessarie per offrire in condizioni di efficienza certi servizi, livelli essenziali di prestazioni per sanità, istruzione, servizi sociali, funzioni fondamentali per comuni e province. Ecco, riceveranno dei fondi sufficienti per fare in condizioni di efficienza queste spese. Dopodiché, se non sono efficienti,
Un ulteriore costo ricadrà sulle collettività locali perché le amministrazioni dovranno aumentare le imposte locali. E in questo modo vengono responsabilizzate le amministrazioni locali nella gestione oculata del bilancio dell'ente territoriale. La vera responsabilizzazione richiede anche molta trasparenza sia sul lato delle entrate che su quello della spesa. Per esempio, se noi abbiamo delle entrate che sono principalmente quote di tributi erariali, le cosiddette compartecipazioni all'IRPEF, all'IVA o ad altre imposte, queste non sono per niente trasparenti, il cittadino non le vede. Certo. E quindi cade un po' il presupposto del federalismo, non si riesce a responsabilizzare con le compartecipazioni l'amministrazione dell'ente territoriale. Se però noi abbiamo addizionali, quelle si vedono, perché nella dichiarazione dei redditi c'è l'addizionale, il cittadino la vede, come, no? In altri paesi, già federali da molto tempo, come in Canada, anche le imposte indirette sono rese evidenti. In Canada c'è la General Sales Tax, che è un'imposta generale sugli scambi, e sullo scontrino figura distintamente l'imposta statale, che sarebbe come l'imposta della nostra regione, no? Perché è una federazione che ha degli stati e delle province. Beh, ogni ente territoriale subfederale ha queste imposte, e però l'imposta figura distintamente sullo scontrino. Questo è un aspetto molto importante che però non lo si sente nelle dichiarazioni dei nostri politici, neanche in quelle dei nostri testi, è un aspetto completamente dimenticato, no? Certo. Per cui di nuovo dovrei dire ottimi intendimenti, siamo tutti perfettamente d'accordo, però qualche volta bisogna porre un po' più di attenzione agli aspetti tecnici che sembrano magari banali, ma non sono così banali. Ecco. No, certo, anche perché sono poi indicativi di un rapporto che in questo caso sarebbe certamente più corretto tra cittadino e il suo amministratore. Resta la definizione politica di federalismo, Presidente, questa la chiedo naturalmente a lei, la risposta subito dopo questa breve pausa pubblicitaria. A tra pochissimo, restate con noi. Ecco, abbiamo sentito un po' una definizione tecnica, scientifica di federalismo, e già il professore ha buttato un attimino una provocazione al presidente dell'ANCI. Sindaco... Cioè, il professore sa benissimo a un certo punto che la sua non è una provocazione, è una constatazione della realtà. Questa situazione del federalismo arriva da un grande pasticcio che parte, come dire, dalla Costituzione, nel senso che le regioni dovevano essere costruite immediatamente. Devono essere fatte immediatamente. Le abbiamo fatte dopo un secolo, voglio dire. Quindi un secolo dico un secolo no, ma 20 anni sì. 20 anni anche abbondanti. Sì. Quindi poi le abbiamo fatte a statuto speciale, a statuto ordinario, quindi al pasticcio abbiamo aggiunto un'altra salsa ancora. Oggi ci ritroviamo di fronte a una situazione che andrebbe rivista totalmente. Cioè noi dovremmo fare tutte le regioni o a statuto speciale o a statuto ordinario, punto. Il federalismo sarebbe già concluso, voglio dire. Poi andrebbero costruiti su questi due concetti politici gli aspetti tecnici. Perché nel momento in cui abbiamo tutte le regioni a statuto speciale o a statuto ordinario, cioè tutte uguali, dovremmo costruire gli aspetti tecnici per vedere di risistemare le funzioni dello Stato e le sue contribuzioni, cioè al rovescio, a livello puramente teorico per noi, ma pratico per qualsiasi altro popolo, è incassa il livello regionale e contribuisce alle esigenze normali dello Stato, che sono poi quelle dei cittadini. Noi invece abbiamo camminato storicamente per oltre 60 anni all'inverso, incassa tutto lo Stato e poi distribuisce più o meno secondo, come dire, la forza della politica, non la forza della necessità. Noi non possiamo dimenticare che un grande ministro ha fatto una legge, la spesa storica, stammati, no? Dicendo, francamente mi sono rotto l'anima di tutto questo deficit dei comuni, ci fermiamo qui, contribuisco più 8% all'inizio, più 20% dopo, sulla spesa storica. Il risultato, i veneti spendevano 100, hanno avuto 120, 108 prima, 120. Chi spendeva 1000 ha avuto 1100. Cioè, le leggi a volte sono, come dire,
ottime nelle intenzioni, calate nella realtà, dimostrano le miserie, come dire, perché non sono state valutate tecnicamente ma solo politicamente. Questo è il dato di fatto. Certo, ecco. Questo è il dato di fatto. Sì. Allora, se il federalismo intende costruire un altro pasticcio di questo genere, voglio dire, Dio ce ne scampi e liberi. Io sono convinto che con questo primo passo, io ho fiducia in Tremonti, ho fiducia anche in Calderoli. Tremonti ha detto una cosa sostanzialmente quasi evangelica: non esiste nazione al mondo che non abbia una sua tassazione locale. Noi dobbiamo stabilire in questo paese, devono dire i professori università, non i politici come me, 8% allo Stato, 10% piuttosto che 12%, perché queste sono le sue competenze e per coprire queste competenze occorrono queste risorse finanziarie. Certo. Punto. Allora vuol dire che il Veneto ha tot abitanti, incassa, distribuisce, solidarizza, prima copre le esigenze dello Stato, punto e basta. Questo è il punto sostanziale. Sì. Ho detto io a Rubano in un incontro con il ministro Calderoli: guardi ministro, lei sta partendo dalla coda. Però non è sostanziale, voglio dire. Io ero un dirigente d'azienda nel settore delle carni, quindi i tori li affrontavo dalla parte delle corna, come tutti noi peraltro. Però si può prendere anche dalla coda il toro, non è mica un problema, basta sapere che dall'altra parte ci sono le corna. Insomma, in un modo cioè si risolve sempre il problema, però bisogna, come dire, se si parte in un punto bisogna avere il coraggio di andare alla testa, insomma, no? Perché solo così si incomincia intanto a modificare un aspetto culturale, perché noi il federalismo pensiamo che sia autonomia, ma non è mica così. L'autonomia è un'altra roba. Certo. Noi stiamo affrontando il processo federalista, vediamo, come dire, con Grano Salis di mettere lì un pochettino di robe che siano sostanzialmente governabili dai sindaci e quindi i sindaci possano farsi pesare dalle loro collettività, e soprattutto si vedrà che se sono in mano dei sindaci e se sono in mano dei presidenti della regione, alcuni costi andranno razionalizzati. Certo. Allora, prima di farci spiegare nella parte conclusiva di questa finestra che abbiamo aperto su questo tema quali saranno in grande sintesi poi i passi futuri, vorrei proporvi un ulteriore contributo con l'intervento del segretario della CGA di Mestre, Giuseppe Bortolussi, responsabile di un centro studi che si è conquistato, ricordiamo, una forte attenzione a livello nazionale e che da questa sera comincia un po' una collaborazione con noi per fare un po' il punto della situazione della settimana. Una collaborazione di cui ringraziamo, anche perché Bortolussi, oltre a essere diciamo un tecnico di un settore importante del mondo produttivo del Veneto, è poi anche una persona che è entrata in politica e si è misurato anche con le ultime elezioni, pur perdendo il confronto con Luca Zaia. Allora sentiamo questo punto di vista proprio sul tema del federalismo. Si fa gran parlare di federalismo, intanto è un bene che se ne parli. E poi il federalismo è una cosa molto utile. Tolto quel manto di sacralità che tutti ci mettono, in particolare la Lega, il federalismo è uno strumento tecnico importante. Ci sono degli studi che dicono che i paesi federali spendono esattamente la metà di quanto spendono gli stati unitari, come l'Italia e altri, per la gestione della cosa pubblica, cioè per la macchina burocratica. Quindi c'è una macchina, il federalismo, che rende il doppio di un'altra e allora bisogna usarla. Qualcuno dice sì, ma adesso non è il momento perché non ci sono i soldi, è un costo, c'è la crisi. Ma se io voglio superare la crisi, certamente devo investire per il futuro. È vero che questa macchina continua a produrre, ma produce la metà dell'altra. Io faccio un buon investimento, metto l'altra macchina a produrre, che è il federalismo, e ogni anno risparmio la metà. In pochi anni ho recuperato, ma ci sono questi soldi. Io credo che chiunque, compresi gli speculatori, starebbero molto attenti a un paese che ha il coraggio di adottare questa macchina, una macchina che produce il doppio dell'altra. Ma non solo, c'è anche una questione molto importante. Vedete, il federalismo è forse l'unico strumento, l'unico meccanismo, l'unica macchina che riesce a garantire responsabilità, efficienza e solidarietà. E il Veneto come è messo? Il Veneto è una delle 5 regioni che praticamente dà molto di più a Roma di quanto poi riceve indietro. Non è l'unica, sono 5, la Lombardia dà di più, ma il Veneto
dà molto. E poi se consideriamo che nel 2002 dava 5 miliardi 217 milioni di euro e adesso è arrivata a 6 miliardi 882, quasi il valore, il costo del ponte di Messina, si parla di 7 miliardi. Qui c'è da riflettere, perché il Veneto ha bisogno di tante infrastrutture, ha bisogno di tantissime cose, ma se le vuole se le deve ripagare. In che senso? Nel senso che quando si parla di project financing si parla di una bella cosa, fare le opere con il project financing vuol dire che un privato le fa per te e dopo tu te le ripaghi, magari con il pedaggio. Avrai la strada, avrai la Pedemontana, avrai la Treviso Mare, avrai la Romea commerciale, nuova, ben fatta, in sicurezza, ma te la devi ripagare un'altra volta. Hai dato i soldi a Roma, avanzi 6 miliardi e 800 milioni? Non importa, te la devi ripagare. Se vuoi la strada te la devi pagare, ma così anche per gli ospedali unici, così anche per tante cose. C'è da riflettere, il federalismo è una cosa importante, utile a tutti, come abbiamo detto, ma c'è anche questa considerazione. Il Veneto paga le sue cose 2 volte. Un punto di vista ottimistico, direi, in termini di federalismo, perché, diceva Bortolussi, è l'unica maniera per incentivare responsabilità, efficienza, solidarietà. Diciamo così, in questa conclusione che vogliamo fare, siete d'accordo, professore? Ma sicuramente in Italia il federalismo è un passo necessario, proprio perché il paese è duale, perché abbiamo zone del paese sviluppate e altre meno sviluppate, ma le zone meno sviluppate sono anche zone che hanno una arretratezza dal punto di vista amministrativo, della responsabilizzazione degli amministratori, delle capacità imprenditoriali, proprio del darsi da fare, completamente diversa. Cioè, io voglio ricordare che nel Mezzogiorno sono state spese risorse gigantesche che in altri paesi hanno provocato un decollo formidabile dell'economia. Per esempio l'Irlanda, che pascolava le pecore fino a qualche decennio or sono, oggi è un paese sviluppato. La Spagna ha fatto progressi da gigante. Nel Mezzogiorno questi progressi non ci sono stati. Perché? Sappiamo benissimo perché, no? Perché c'è una criminalità organizzata molto diffusa, perché ci sono connessioni con l'amministrazione pubblica, perché non c'è una grande voglia di darsi da fare. Nel Mezzogiorno non c'è stato uno sviluppo delle SPA per servizi pubblici locali fino a quando praticamente non è diventato obbligatorio, ma nel nord ci sono state esperienze di questo tipo, perché ci si è reso conto che l'SPA consentiva di gestire in modo più efficiente, no, certi servizi pubblici. Così pure la legge 142 ha introdotto l'unione e la fusione dei comuni, incentivandole anche. Nel centro-nord, soprattutto al nord, abbiamo avuto parecchie unioni di comuni, soprattutto qui nel Veneto abbiamo avute diverse, e anche qualche rara fusione, 2 sì. Qui nel Veneto, guarda caso. Nel Mezzogiorno niente. Ma come? Cioè, questi sono strumenti che consentono di produrre servizi pubblici a costi più bassi. Allora, proprio là dove ci sono meno risorse dovrebbero essere sfruttati di più questi strumenti, invece osserviamo l'opposto. Allora, il federalismo serve per costringere, diciamo, queste aree in cui c'è meno sviluppo, ma anche meno, diciamo, attivismo, no? Meno. Quindi da questo punto di vista, ecco, il federalismo rappresenta una, diciamo, anche una tappa necessaria, ecco, del processo di ammodernamento. È uno stimolo indispensabile all'ammodernamento di queste aree del Paese. Ecco, Presidente Dal Negro, proprio in conclusione, quali sono le attese, se vogliamo, i passi successivi, così in grande sintesi, che lei prevede in questo processo che è cominciato proprio in questi giorni? Beh, insomma, l'area di governo, soprattutto i 2 ministri interessati, Tremonti e Calderoli, devono spendersi coraggiosamente in questo senso, perché una delle funzioni che dovranno assolutamente decidere è la questione, come dire, della tassazione locale. Quindi beni demaniali, tassazione locale, patto di stabilità che non può essere più a rilevazione comunale. In l'Italia dei comuni ce ne sono 8.000, il 50% dei quali sono sotto i 3.000 abitanti, quindi non devono rispettare alcun patto di stabilità se non la questione delle assunzioni dei dipendenti. Quindi è un paradosso dei paradossi. Il ragionamento deve essere fatto a livello regionale, perché è una regione che tiene. Poi un comune potrebbe avere un anno
la necessità di sforare il patto di stabilità, l'anno dopo rientra, basta che ci siano le motivazioni. Io sono perfettamente d'accordo con il professore, ho fatto una provocazione la settimana scorsa: se i nostri comuni fossero tutti delle SPA, almeno fallirebbero, sapremo immediatamente che quel comune non è più affidabile, dopo 3 anni di gestione piuttosto che 5 fallisce. Noi abbiamo Roma che è in fallimento costante, Catania e quasi tutte le città del sud che sono fallimenti costanti, però giuridicamente non vengono mai dichiarate. E quindi noi continuiamo, come dire, a ricapitalizzare una roba che è già fallita. Dove c'è il federalismo vero, falliscono anche gli stati, vedi la California. Ma d'altra parte è giusto che sia così, perché, come dire, ci siamo inventati il codice civile, i bilanci dei comuni che sono completamente difformi, tanto è vero che non sappiamo leggerli, non possiamo assimilarli, quindi non possiamo fare dei consolidati per capire esattamente come, neanche nel Veneto noi riusciamo a capire come siamo, perché i nostri bilanci sono differenti l'uno dall'altro. Ma qual è l'azienda che si può governare sapendo che le sue filiali hanno... Ci sono dei paradossi, ma lo sappiamo o non lo sappiamo che il presidente della provincia di Bolzano guadagna di più di Obama? Ma, allora, queste robe, voglio dire, ci sono o non ci sono in questo paese? I compensi agli amministratori: ci sono comuni di 5-6 mila abitanti al sud dove il sindaco guadagna oltre 8 mila euro al mese. Io governo una cittadina di 18 mila abitanti, guadagno 1.600 euro. Se dovessi, come dire, ho la mia professione e quindi questo è un servizio che do e tutto sommato mi serve per offrire 4 caffè e via discorrendo. Ma ci sono delle situazioni che sono sconvolgenti, allora queste robe le mettiamo a posto solo se tecnicamente aggiustiamo la fase politica del federalismo. Questo è il dato di fatto che il tandem Tremonti-Calderoli deve prima o dopo affrontare. Siamo sulla buona strada, però io sono molto ottimista e fiducioso, finalmente, come dire, vediamo... Non dico che l'uscita del tunnel, ma almeno vediamo l'entrata del tunnel. Benissimo, poi allora, nel tunnel vedremo come poi ne usciremo. E allora io ringrazio il presidente dell'ANCI Dal Negro, Grazie a voi. Naturalmente il professor Carlo Buratti che ci ha aiutato a capire qualcosa in più di questo, almeno di questa prima fase. E chiudiamo questa pagina con questo accenno così di ottimismo, anche perché in realtà l'ottimismo a guardare la situazione non è proprio il sentimento più diffuso. Pensate, e con questo cambiamo tema, anche se restiamo vicini alle cose che abbiamo detto, almeno in parte. Pensate, 1600 cattedre in meno, 900 soltanto alle superiori. Sono i tagli della scuola che sono previsti in Veneto dalla riforma Gelmini, ma dietro ai numeri ci sono nomi, volti, storie di chi aveva scelto di diventare insegnante e ora, dopo anni di studio e migliaia di euro spesi per istruzione e specializzazione, deve dire addio alla docenza, e anche questo forse è il frutto di anni in cui si è pensato poco ai temi di cui abbiamo parlato finora, vale a dire ai temi di una finanza attenta davvero a quella che è la situazione. Cristina Pagnin ha raccolto alcune di queste testimonianze e noi le sentiamo in questo servizio. Questo è l'Istituto Tecnico Statale per il Turismo Andrea Gritti di Mestre, che conta circa 1000 iscritti. I docenti invece sono un centinaio e tra loro ovviamente ci sono anche i precari. Una quindicina di persone che a giugno vedranno scadere il proprio contratto a termine. Coi tagli inferti dal ministro Gelmini, infatti, per molti a settembre non ci sarà il sospirato rinnovo. Una delle insegnanti che temono di restare a casa è Silvia, 33 anni, da 2 insegnante di spagnolo al Gritti e da 6 precaria nella scuola pubblica. Per lei il futuro significa incertezza. Io mi sono laureata a Ca' Foscari in lingue straniere, poi ho frequentato un dottorato di ricerca e poi ho ottenuto un assegno di ricerca all'università. Infine mi sono iscritta alla SIS, ho fatto 2 anni per l'abilitazione di spagnolo e 1 anno di sovrannumeralità per entrare anche nelle graduatorie di inglese. Sono 6 anni in cui tu lavori da precaria? Assolutamente sì, e ogni anno a giugno vengo licenziata e non so se a settembre avrò un lavoro. Questo cosa comporta? Questo comporta uno stato anche mentale di precarietà, perché quando una persona deve decidere, come nel mio caso a 33 anni, di farci una famiglia, avere dei figli, si trova bloccata perché in realtà non sa se riuscirà a pagare il mutuo il mese prossimo o meno.
Antonio invece di anni ne ha 42 e da 3 insegna russo. Prima lavorava per le Ferrovie dello Stato come capotreno, ma anche per lui il sogno era insegnare e così, dopo 1000 sacrifici, ha lasciato Trenitalia per salire in cattedra. Sì, io ero capotreno presso Trenitalia, un posto che mi ha dato grandi soddisfazioni e che ho lasciato con grandi rimpianti, però avevo pensato praticamente di intraprendere un'attività nuova, per cui avevo studiato anche tanti anni, oltretutto, perché oltre ad essermi laureato abbiamo dovuto fare la specializzazione alla SIS, che durante anche gli orari di lavoro, quindi è stato abbastanza gravoso, e però ho preso questa decisione dopo grande sofferenza interna, grandi patemi d'animo, e alla fine ho optato per il discorso di provare a intraprendere la carriera dell'insegnante. Era il momento sbagliato? Il momento non era già ottimo, però per le passioni, insomma, ho detto se non lo faccio a 40 anni, insomma, dopo non è che penso... Però la situazione è degenerata in realtà subito dopo, perché purtroppo, almeno per quello che mi riguarda, dopo ognuno ha le sue idee, ci mancherebbe altro, il famoso discorso della riforma della Gelmini è venuto fuori un mese dopo il mio licenziamento definitivo. Certo, la riforma non prevede solo tagli. L'ordinamento del Gritti, per esempio, risaliva al 62 e andava davvero aggiornato. Questa, dice il dirigente scolastico dell'istituto, non è una riforma epocale, semplicemente la fine di un'epoca. La riforma del secondo ciclo era attesa da tantissimi anni. È arrivata in un momento molto difficile, dove sono disponibili scarse risorse, e quindi resterà un po' segnata da questa fase che io spero solo congiunturale e negativa. Resta però il discorso che la riforma era attesa e la scuola, rispetto a questo impianto di riforma, deve ripensare tutta la sua offerta formativa, deve ovviamente ripensare al tipo di progettualità che è in grado di offrire, fermo restando che ogni scuola ha una sua identità e una sua presenza sul territorio. E una scuola che da molti anni produce, tra virgolette, formazione per il settore turistico, saprà riproporsi in modo efficace per soddisfare i bisogni formativi del territorio. Il punto però è questo: gli insegnanti verranno tagliati perché il quadro orario sarà modificato. Le ore cioè non saranno più di 50 minuti ma di 60. Così il tempo scuola nel complesso resterà uguale, ma le ore dedicate alle varie materie saranno di meno e quindi alcuni insegnamenti spariranno del tutto. Qui a Gritti, ad esempio, l'anno prossimo gli studenti avranno 14 ore di lingua in meno rispetto a quest'anno e nel biennio non studieranno più storia dell'arte. Un bel colpo per una scuola che dovrebbe formare guide turistiche. Sì, allora, dovendo ridurre il quadro orario nel nostro istituto dalle 36-37 ore per i 2 indirizzi a 32, e questo avviene, questo era uno degli aspetti discussi del regolamento, è stato discusso tutto l'anno ma è stato mantenuto. Questa riduzione a 32 ore non avviene solo per le classi prime, ma avviene anche per le classi seconde, terze e quarte. Insomma, i tagli avranno un prezzo e a pagarlo saranno da una parte gli studenti degli istituti tecnici e dall'altra le nuove generazioni di docenti. Quelli che hanno passato la vita a studiare e che se il prossimo anno non verranno richiamati al lavoro, scenderanno nella graduatoria, guardando allontanarsi sempre di più la possibilità di avere un giorno un lavoro stabile. Anche la professoressa Moretti ha conosciuto il precariato, ma il suo, durato 5 anni, era diverso. Avevamo molte più garanzie e soprattutto la speranza prima o poi di diventare di ruolo, avere un posto e poter svolgere l'attività che ci eravamo prefissi. Adesso sei allo sbando completo, non ci sono certezze, per cui mi fanno pena. I suoi colleghi precari? Sì. Tra i suoi colleghi c'è anche Silvia Puppini, 34 anni. Insegnante di francese, non ha frequentato la SIS e dunque la sua situazione è ancora più precaria. Ogni anno un nuovo incarico in una nuova scuola. Sì, infatti io sono in terza fascia, quindi vengo presa per supplenze brevi. Quest'anno lavoro in 3 scuole e 3 scuole non completo il mio orario di 18 ore comunque, lavoro 14 ore. La riforma che cosa prevede per persone come te, precari come te? Niente, assolutamente niente, non c'è nessun piano, quindi il prossimo anno starò a casa o dovrò cambiare lavoro. Quando lo saprai?
A settembre probabilmente, ottobre. Sandra Moretti insegna da 35 anni, di esperienza ne ha fatta e riforme ne ha sperimentate parecchie. Che giudizio dà a questa? Beh, di per sé una riforma la si accetta, per forza di cose, bisognerebbe farla funzionare. È difficile farla funzionare in questo contesto che prevede solo tagli. Il risparmio è visto solo nell'ottica di taglio del personale. Noi come tecnici ci vediamo un biennio uguale per tutti i tecnici senza alcuna identità. Le professioni si svilupperanno nel triennio, ma ancora c'è la nebulosa. L'orientamento che dovrebbero avere i ragazzi già nel biennio per sapere cosa scegliere successivamente non c'è, perché mancano discipline importanti come per esempio la storia dell'arte. Le lingue non sono potenziate a sufficienza, si perdono 14 ore dal passaggio precedente alla riforma e quindi si cercherà di fare il meglio, ma sarà molto difficile. A questo punto, chi se la sentirebbe oggi di consigliare a un giovane laureato di provare a diventare insegnante? Io credo che l'insegnamento abbia comunque aspetti vocazionali che devono poi essere sostenuti dalla professionalità. Certamente il sistema di reclutamento va completamente ripensato. Non è pensabile creare delle liste di attesa ventennali e qui purtroppo ci sono state anche situazioni normative che forse hanno creato troppe speranze e troppe aspettative. Lei quando andrà in pensione? E chi lo sa? Io spero con i 40 anni, a meno che non cambino in corso d'opera, perché la pensione è sempre materia di riesame, staremo a vedere. Comunque è sempre amato questo mestiere, oppure adesso lo ama un po' meno? A me piace molto. Diventa difficile lavorare perché sono anni che si parla di riforma poi di fatto non c'è mai stata, adesso riforma c'è, però le difficoltà sono veramente grandi. E allora non resta che attendere gli scrutini di giugno. Per quell'occasione il Comitato degli Insegnanti Precari ha già minacciato uno sciopero, ma tutto è ancora da definire. Intanto si studia, si fa lezione e si cresce, qui, in queste aule, dove forgiamo il futuro del Paese. E ora vi raccontiamo un altro pezzetto di vita reale che riguarda l'immigrazione ed è un'esperienza positiva, quella della Scuola di Cultura Italiana per Immigrati della Caritas di Rovigo, che opera già da 6 anni, ricordiamo, sul territorio polesano. Ebbene, Giulia Salmaso è andata a trovare studenti e professori raccogliendo le loro testimonianze per un percorso di crescita che ha riempito tutti di soddisfazione e ha avvicinato la comunità. Dunque una storia simpatica a lieto fine. Sentiamo. Integrazione non è un complicato piano sociale. Ieri come oggi, quando il dibattito educativo si infiammava attorno ad una anonima scuola nel piccolo paese di Barbiana, a rendere uguali è soprattutto la lingua. Dalla lezione di Don Milani, la Caritas di Adria Rovigo ha ricavato già da 4 anni il progetto Vivere in Italia, corso di cultura e lingua italiana per immigrati. Cominciato un po' in sordina nel 2006, il progetto ora coinvolge ormai stabilmente una 70ina di persone, per la stragrande maggioranza donne, soprattutto emigrate dall'est europeo e in minor numero da paesi africani. Uno strumento di conoscenza reciproca certamente, ma un'occasione per un approccio non solo alla lingua italiana, ma soprattutto con quell'italiano costituito dal volto solidale delle nostre città. È importante che aiutiamo le persone che vengono a lavorare, a cercare lavoro nella nostra terra, dare loro la possibilità di inserirsi. È una forma di inserimento necessaria e anche quella della lingua, per cui la Caritas ha cercato di promuovere anche questo tipo di accoglienza per favorire l'inserimento, a me piace più inserimento che integrazione, di inserimento con la loro cultura nel nostro contesto polesano. Di anno in anno gli operatori Caritas, assieme agli insegnanti, hanno cercato occasioni di confronto tra culture anche oltre la cattedra e la lavagna, come una visita a Venezia, al Museo dei Grandi Fiumi o all'Accademia dei Concordi a Rovigo. E abbiamo scoperto, per esempio, partendo da una mostra che c'è stata su Pinocchio,
che i bambini, le donne si sono accorte che sapevano chi era Pinocchio e le mamme non lo sapevano, straniere. Ed è divenuto un interesse anche per le mostre, per le varie cose insomma, che ci sono in giro, dove capiscono, per esempio qua al Museo dei Grandi Fiumi è la civiltà contadina nostra, ritrovano la loro civiltà che hanno lasciato. Altri, per esempio, quadri d'autore, che sono quasi tutti sacri, diventano anche un modo di far catechesi anche attraverso queste. E la cosa è stata molto bella perché, per esempio, tutte le musulmane venivano accompagnate al mattino dai mariti e venivano riprese a mezzogiorno. Il secondo anno invece si fidano, insomma, no? Però si è creato un bel rapporto, insomma, no? Durante i corsi gli insegnanti forniscono anche un orientamento al mercato del lavoro, ai servizi pubblici del territorio, dai mezzi pubblici all'assistenza sanitaria, qualche rudimento sulla Costituzione italiana e sui diritti e i doveri dei cittadini. Noi insegniamo soprattutto un italiano pratico che è da utilizzare nelle situazioni della vita quotidiana, in particolare per comunicare nelle situazioni più comuni, quotidiane, dal supermercato all'ufficio postale, all'ambulatorio del medico. Bisogna distinguere poi fra le diverse nazionalità. Ci sono le ragazze che vengono dai paesi, come si dice, dalla Russia, dalla Moldavia, che sono molto decise a imparare italiano, cioè hanno un buon motivo per imparare italiano perché cercano lavoro. Infatti queste le perdiamo più facilmente in quanto trovano lavoro anche facilmente. Ci sono le ragazze arabe che sono motivate, alcune sono motivate a imparare italiano, specialmente quelle già scolarizzate. Ci sono altre che hanno molte difficoltà. Seguo le ragazze nigeriane con molto interesse già dal terzo anno e le curo, le seguo in tutte le loro problematiche. Sono ragazze che hanno bisogno di tutto. Innanzitutto l'ostacolo c'è della lingua italiana e molto spesso, quasi sempre, mi servo appunto della mia preparazione in inglese, anche se non sono insegnante di inglese, per aiutarmi a tradurre in modo che loro capiscano. Durante lo svolgimento delle lezioni, anche se alla fin fine il momento d'incontro è qualcosa di molto più informale, si cerca di creare un rapporto con gli studenti, di farli sentire accolti ed a proprio agio, creando, attraverso piccole nozioni, a volte di grammatica, più spesso di buon senso, a costruire insieme integrazione e partecipazione. Proprio per questo, spesso i corsi si trasformano in estemporanee lezioni di assistenza medica, di cucina, ad esempio per le straniere badanti, in lezioni di legislazione del lavoro, i diritti e i doveri agli immigrati impiegati in aziende e fabbriche, oppure in rudimenti di norme condominiali e di gestione domestica a chi vive in un appartamento e in un condominio. Serve tantissimo a queste ragazze un po' di economia domestica. Ecco, le aiuto e suggerisco loro quali sono le nostre abitudini e quindi le aiuto nella vita di casa, per esempio insegno loro come si fa a preparare la tavola, come si cucina, come si fanno i letti alla nostra maniera, come si pulisce la casa, come si usa una lavatrice. Gli strumenti che usiamo, i metodi, sono quelli del dialogo, dell'ascolto, dell'attenzione, perché prima di tutto presupposto di qualunque apprendimento, di qualunque insegnamento è proprio l'empatia, la solidarietà, lo stare insieme, l'accoglienza, il sorriso, il badare un attimo ai bambini e quindi ecco, quando si crea questo clima di caldo, di amicizia, di affetto e poi l'apprendimento è più agevole per loro. E ora voltiamo pagina per raccontarvi le preoccupazioni di un territorio ampio del Vicentino. L'ultimo episodio di truffa risale solo a 2 giorni fa e questo sta a indicare che non c'è pace per il settore della concia nell'ormai ex Triangolo d'Oro del Vicentino, che negli ultimi anni è stato smantellato, oltre che dalla crisi economica, anche da una poderosa operazione di polizia che ne ha svelato retroscena e illegalità. Con oltre un mese di interviste e documentazioni, Giulia Salmaso ha approfondito il tramonto di questo distretto economico
che fino a poco tempo fa era considerato l'Eldorado italiano. Fino a poco tempo fa era la terra dell'oro. Incastonata nella vallata del Chiampo, ospitava un sistema produttivo originale che non aveva uguali in caratteristiche, produttività e ritorno economico. La concia, la lavorazione delle pelli. E quando si parla di pelle in Italia, si parla del polo conciario vicentino, un'area che comprende 16 comuni della provincia, tra cui i centri di Arzignano e Chiampo, e che rappresenta quasi il 60% dell'intera produzione nazionale. A livello mondiale è ancora il primo distretto conciario al mondo. Siamo circa 600 imprese produttive, di queste che fatturano all'incirca 3,5 miliardi di euro all'anno, più del 50% destinato all'export. Il numero di dipendenti è di 8.500 addetti. Una storia che vede uno sviluppo fortissimo dell'attività conciaria, soprattutto nel secondo dopoguerra, con la nascita vera e propria del distretto, soprattutto a cavallo degli anni 60. È un po' una storia magari che si è vista anche in altre realtà industriali venete. Il ciclo conciario completo comporta che si parti dalla materia prima, cioè da pelle grezza salata per essere conservata in vari modi, e poi ci sono le fasi di calcinaio, concia, tintura e rifinizione a grandi linee. Non tutte le pelli che vengono finite ad Arzignano comunque subiscono tutte queste fasi di lavorazione, perciò ci sono aziende, e nel nostro comparto ci sono aziende a ciclo completo, li chiamiamo noi, cioè che partono dal grezzo e arrivano al finito. Invece ci sono delle aziende che magari partono da una lavorazione più avanzata e poi ci sono aziende terziste che sono specializzate in alcune di queste fasi di lavorazione. 700 anni di tradizione artigianale che nel corso degli ultimi 5 anni hanno vacillato, tanto da incrinare quel fulgido Eldorado che la Valle della Concia era stata per anni. La crisi globale degli ultimi 18 mesi ha fatto il resto. La crisi è iniziata nel 2007 ed era una crisi tipica del nostro comparto, dovuto all'entrata in crisi di quello che è stato il modello di sviluppo degli anni 90, diciamo, con un aumento esponenziale delle capacità produttive, delle quantità prodotte e soprattutto anche su prodotti di larga industrializzazione, perciò a minore valore aggiunto. Di fronte a una caduta progressiva dell'intero sistema ma delle aziende, noi abbiamo avuto aziende che invece il loro fatturato è cresciuto. Non era chiaro il perché, non c'era equilibrio di redditività nel prodotto che si andava a produrre e a costruire perché non c'era compatibilità, si vendeva a più basso prezzo per vendere. Col 2007 è iniziata la flessione che si è aggravata chiaramente poi nel 2008, autunno del 2008, con la crisi globale che ci ha colpito ulteriormente, per cui abbiamo assistito praticamente a un triennio di costante calo delle quantità prodotte, dei fatturati e delle esportazioni. Sono entrate in crisi anche, a parte una miriade di piccole aziende composta magari prevalentemente da terzisti, ma sono entrate in crisi anche alcune aziende storiche del nostro comparto. E dopo la crisi lo scandalo, quello generato dall'inchiesta della Guardia di Finanza chiamata Dirty Leather, pelle sporca. Un'indagine che ha scoperchiato un mondo troppo perfetto per essere vero. Il fenomeno che abbiamo individuato è un fenomeno secondo cui c'erano i soggetti che si interponevano nella commercializzazione degli prodotti conciari, in particolare delle pelle grezze che venivano dall'estero. Queste pelle grezze venivano nazionalizzate, tuttavia nel passaggio successivo, cerco di essere molto naturalmente sintetico, c'erano dei soggetti che omettevano il versamento dell'IVA, quindi consentivano in qualche modo a questo prodotto di essere comunque poi commercializzato a prezzi sicuramente più concorrenziali. E dall'altra parte consentivano anche, o meglio, avevano come guadagno quello dell'IVA, che è il 20% ovviamente del valore delle pelli, per cui c'era anche un guadagno estremamente consistente. Per una situazione del genere provocava una concorrenza estremamente sleale, quindi tendeva anche a estromettere al mercato quelle aziende che invece erano rigorose e sane. È anche vero che le aziende coinvolte ad oggi in questa indagine sono oltre 150, e gli indagati sono quasi 200, di cui circa 20, più di 20 sono stati raggiunti ordinanze di custodia cautelare,
e i numeri sono anche consistenti, perché noi ad oggi abbiamo accertato un'evasione d'IVA di oltre 250 milioni di euro, sono cifre che probabilmente tenderanno anche ad aumentare, per un giro di fatture sostanzialmente false, fittizie, da cui poi derivava quest'IVA non versata di oltre 1 miliardo e 200 milioni di euro. 1 miliardo e 200 milioni, cifra stratosferica, intanto bisogna spalmarlo su 6-7 anni, per cui si parla mediamente di 200 milioni all'anno. Prima abbiamo detto che questo settore negli ultimi anni ha fatturato mediamente dai 3,5 ai 4 miliardi di euro all'anno. E i 200 milioni sono a grandi linee un 6% del fatturato globale, primo discorso. Secondo discorso, se andiamo a vedere allo stato dell'arte gli indagati, vediamo che di aziende conciarie produttive, come prima parlavamo, coinvolte, ce ne sono allo stato attuale, se non sbaglio, 5 o 6, su 150 inquisiti. Significa che stiamo parlando, ripeto, di cifre importanti, di fatti gravissimi, ma che toccano un numero limitato di aziende. Tutti gli altri indagati, se andiamo a vedere, sono rappresentanti, procacciatori d'affari, faccendieri, li definisco io, di vario tipo, ma non industriali conciari nel vero senso della parola. Per cui... Dal punto di vista investigativo non pensiamo che questo sia stato, diciamo, una sorta di rimedio illecito per superare la crisi, anzi probabilmente questo tipo di frode è una frode che sicuramente ha amplificato e accentuato gli effetti negativi della crisi, perché riteniamo che fosse persistente. Cioè l'evasione d'IVA forse c'è stata anche negli anni precedenti con metodologie diverse. Peraltro la nostra azione è sempre stata concentrata su questo aspetto, nel senso che comunque anche negli anni precedenti c'erano dei controlli che noi facevamo, da cui emergevano comunque fenomeni di soggetti che non versavano l'IVA. Uno dei capitoli più amari di tutta questa vicenda è quello scritto tra le lacrime dai lavoratori. Noi abbiamo migliaia di lavoratori licenziati negli ultimi 5 anni di crisi. Per una prima fase si riusciva a ricollocarli all'interno del settore o fuori del settore. Negli ultimi 3 anni la cosa incomincia a essere impraticabile. Abbiamo differenze sostanziali del risvolto sociale dei lavoratori italiani e stranieri, perché sono entrambi coinvolti a questa fase di crisi. I lavoratori stranieri hanno meno coperture, oserei dire, di carattere familiare, per cui hanno un patrimonio sociale più povero, mentre gli italiani, nel bene o nel male, essendoci stato nel passato una grandissima, occupazione, e per cui un accumulo anche di ricchezze familiari redistribuite nel sistema sociale e territoriale, hanno maggiore capacità, di tenuta. Oggi noi abbiamo casi di disperazione, nel senso che gli immigrati in alcuni casi si rimettono in moto, come è la loro natura nell'ultima fase storica, si rimettono ad emigrare, e gli italiani a oggi diciamo che non sono ancora portati all'immigrazione, per cui abbiamo elementi di sofferenza, e sono elementi di sofferenza che ai noi anche lì abbiamo visto 2 suicidi, per cui c'è un elemento di limite di sopportazione. Poi la dico così perché uno degli elementi di sofferenza maggiore per un modello culturale nostro, anche perché usciamo da una fase decennale di benessere, dimostrare una sofferenza sul piano sociale e finanziario è difficilissimo. Cioè noi vediamo nuclei familiari nostri che sono veramente all'ultimo euro, ma non riescono a chiedere da poco più di 1 anno e mezzo nella fila davanti agli sportelli Caritas della zona "vediamo gli italiani", ma ovviamente con una doppia sofferenza, quella ovvia di trovarsi in una fase di precarietà, ma anche quella di dover mostrarsi poveri. Non è tradizione, anche perché questo spaccato di povertà è uno spaccato difficilmente leggibile, perché sono ancora in possesso di un'auto, di un telefonino, di un vestire, per cui non è facile calibrare quando uno è arrivato alla frutta, come si usa dire. Oggi soffriamo però perché non abbiamo una risposta alla crisi, per cui una proposta come uscirne. Paghiamo una debolezza enorme sulla mancanza di capacità delle istituzioni e degli enti locali di aggregarsi nel dare risposte
a quale potrebbe essere, come dire, il filone da inseguire per riposizionarsi in uno status di benessere o di piena occupazione. C'è una mancanza di coraggio, di stimolo verso gli imprenditori, proprio perché si ha quella difficoltà, perché è storico, quell'incapacità dei nostri imprenditori di dialogare tra loro. Qui non si riesce a fare una forza critica, ognuno tende e aspetta che crepi l'altro. E chiudiamo con un'eccezionale giornata di festa, quella di domenica scorsa nella Marca trevigiana. Uno dei tanti momenti è stato vissuto a Ponzano, Veneto, e ce lo racconta in questo servizio Francesca Iuculano. Oggi è la giornata internazionale della famiglia e in occasione di questa giornata abbiamo organizzato come Consulta Comunale delle Famiglie una festa che si svolge oggi e domani qui a Ponzano. Questa mattina ci sarà la premiazione di una scuola dell'infanzia, quella di Merlengo, per i suoi 90 anni di attività. La Consulta Comunale delle Famiglie è uno strumento di partecipazione stabilito dallo Statuto Comunale del Comune di Ponzano, che prevede delle azioni a favore delle famiglie nel territorio. È un organo indipendente nominato dalla cittadinanza. La famiglia deve essere proprio il fulcro e proprio anche in questo contesto di difficoltà economica raccoglierci tutti assieme, stare vicino alle nostre famiglie, quindi ai nostri ragazzi, alle nostre scuole, vuol dire creare quella forza interiore che ci può aiutare a superare il momento difficile come questo. Oggi il 50% del bilancio del nostro comune praticamente viene assorbito dal sociale. Oggi abbiamo tantissime famiglie che non arrivano a fine mese, quindi dobbiamo prestare assolutamente l'attenzione non solo a quelli che vengono a chiedere, ma vigilare perché tantissima della nostra gente non ha il coraggio di venire in municipio a chiedere aiuto. L'aiuto che chiediamo alle famiglie è quello di vigilare affinché di creare una sinergia comune per intervenire con forza dove c'è bisogno delle istituzioni. Le istituzioni sono pronte a farlo e grazie alla consulta della famiglia è il nostro motore che ci permetterà di superare questo momento. La famiglia rimane ovviamente il fondamento e il cuore di tutto il nostro vivere sociale, civile e religioso. Certo, la famiglia deve affrontare oggi delle difficoltà particolari, ci sono delle risorse maggiori che appoggiano e sostengono la famiglia, ma ci sono anche delle difficoltà notevoli. Le scuole materne dell'infanzia stanno facendo un grosso lavoro a livello sociale con e per le famiglie. La scuola dell'infanzia è il motore, il termometro che ci indica quelli che saranno i cittadini del domani, quindi il ruolo che hanno anche le parrocchie, le associazioni, le scuole private sono del ruolo importante a livello educativo e di formazione dei cittadini di domani. Il ruolo delle scuole parrocchiali, soprattutto quelle che una volta si chiamavano gli asili infantili, adesso scuola dell'infanzia, è una risposta che la comunità cristiana dà alle famiglie che chiedono un aiuto nell'educazione dei figli e assieme si cerca di trasmettere i valori cristiani, i valori della società, perché appunto questi genitori possano, in sinergia con la comunità cristiana, educare i loro bambini in un ambiente sereno, felice, con varie iniziative di collaborazione.
50 anni che esiste questa scuola dell'infanzia, subito dopo la Prima Guerra Mondiale, ma Merlengo ha iniziato attraverso i parroci, la parrocchia, fino al 1848 a educare i bambini. Infatti nel 1848 è nata in canonica, per volere del parroco e dei genitori, la prima scuola popolare, quindi una tradizione molto lunga di collaborazione con le famiglie per l'educazione dei bambini. Dove leggi famiglia, leggi vita. Dove leggi vita, leggi amore, leggi società, leggi buone relazioni, leggi speranza e promesse del futuro. Bene, con questa bella definizione di famiglia ci fermiamo qui per questa sera, per questa edizione di Fatti Nostri. La trasmissione però non si conclude qui, perché dopo la pausa pubblicitaria potrete seguire la storia di Fatti Nostri di questa sera, curata da Giulia Salmaso. Una storia che è fatta di tante storie, mamme due volte, mamme che dopo aver messo al mondo un figlio, con un gesto semplice, vale a dire il dono del cordone ombelicale, della placenta, consentono di mettere le basi perché altre vite possano riprendere, possano continuare. Dunque un piccolo gesto per un grande dono di vita, una vita che si ripete per due volte. E vi ricordo che la settimana prossima ci vedremo in diretta da Vicenza con un'edizione speciale di Fatti Nostri, un evento eccezionale nell'ambito del Festival Biblico di Vicenza, perché potremo sentire un incontro tra un grande giornalista, Gad Lerner, e un vescovo, il cardinale Dionigi Tettamanzi, arcivescovo di Milano, che parleranno dell'ospitalità nella Bibbia. Dunque non perdete nemmeno la puntata di Fatti Nostri della settimana prossima, in diretta, in questo caso da Vicenza. Grazie per averci seguiti e buona continuazione di serata.